Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, iniziamo la riunione di oggi col premio Richard CR, cavalli di 2 anni non vincitori di 2.500 euro in carriera, 10 al via, 1 Cowboy dei Greppi, Marco Stefani, 2 Casper, Pietro Gubellini, 3 Chapter S con Vincenzo Piscuoglio al posto di Vincenzo Castiglia, 4 Carinissimo P, Roberto Andreghetti, 5 Charlie Brown F, Luca Lovera, 6 Classic Winner, Alessandro Gocciadoro, in seconda fila 7 Ceri dei Greppi, Antonio Greppi al posto di Federico Esposito, 8 City of Star, Davide Nutti, 9 Cobain Run, Antonio Di Nardo, 10 Cable Call, Tommaso Gambino. Buono l'allineamento. Stacco della macchina, veloce, dall'esterno Classic Winner al pari di Carinissima OP, poi anche Casper lungo la corda cerca di rientrare. Prima curva con Carinissimo P che passa al comando con Roberto Andreghetti davanti a Casper, poi vediamo di fuori Classic Winner, poi Cowboy dei Greppi 200 metri in 15, retta di là, sempre Roberto Andreghetti in vantaggio con questa figlia di Ideale Luis, intanto gratamente si porta ai suoi fianchi Classic Winner e sarà un via libera probabilmente con tutta la gradualità del caso dopo 400 metri. È in vantaggio Alessandro Gocciadoro col figlio di Varenne. Seconda posizione per Carinissimo P su Casper, poi vediamo di fuori Charlie Brown F, all'esterno anche Chapter S che avanza al largo, intanto arriviamo ai 600 metri in 46,7. Passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Classic Winner, poi la pariglia formata da Carinissimo P e Charlie Brown F, avanza al largo sempre Chapter S pedinato da Cobain Run. Giro in 1-2-2, 15,5 la frazione qui davanti alle tribune. Ora Charlie Brown F va a parigliare il battistrada. Sempre Carinissimo P che si mantiene seconda alla corda davanti a Casper e Cowboy dei Greppi. L'errore improvviso del battistrada 6, proprio Winner, al paletto del squalificato. chilometro e quindi Charlie Brown F sta per passare. Ed è il nuovo battistrada a 450 metri dalla fine, viene stappato da Luca Lovera, avanza al largo ora Casper che affianca Carinissimo P, retta di là passata in 15,3 con Charlie Brown F che deve respingere l'attacco di Casper, si sono avvantaggiati i primi 3. Poi gli altri sono un po' più indietro con Charlie Brown F che è sempre in vantaggio, l'ultima curva viene passata dal figlio di Conway Hall in 15,7, retta d'arrivo, Charlie Brown attaccato da Casper, poi di dentro si butta Carinissima P, alla fine sembra Casper sul pronto di prevalere, Casper, Pietro Gubellini vengono a vincere mentre c'è l'errore sul palo da parte di Carinissima P, buon secondo è Charlie Brown F al terzo Cobain Run. Quindi vittoria per Casper, Pietro Gubellini, il training di Enrico Bellei per la scuderia Eurocolor. È sempre rimasta la corda, poi scattato ai 400 finali sul nuovo leader Charlie Brown F che comunque ha corso bene. Che rivediamo la retta d'arrivo, passa bene Casper, il figlio di Mirtillo Rosso che viene a vincere per la scuderia Eurocolor, mentre l'errore a pochi metri dal palo di Carinissimo P che butta via probabilmente un secondo o terzo posto, secondo Charlie Brown F, mentre per il terzo abbiamo visto il Sauro Cobain Run, l'allievo di Gennaro Casillo con Antonio Di Nardo che giunge nettamente al terzo posto davanti a Cowboy dei Greppi.